Buongiorno Armando Spataro, procuratore aggiunto a Milano. Ho detto bene? Sì, sicuramente, grazie. Sì. Va bene. Anche se per effetto di norme varie tra 8 mesi sarà un prodotto scaduto, dopo 8 anni si scade. In che senso? Le funzioni direttive e semidirettive si possono esercitare per 8 anni massimo, 4 più 4 quindi per tra 8 mesi dovrà cambiare ruolo? Sarò sostituto procuratore, non aggiunto. Aggiunto che evoca l'idea di un appendice inutile, sì, significa vice procuratore. Sì, questo. Quindi tra 8 mesi rimane lì comunque, non Rimango ci sta alla procura e sarò notizia. sostituto procuratore. Sostituto. Cambia niente ai fini del suo lavoro? No, penso di no, l'ho sempre fatto, sarà quello aggiunto sostituto, non cambia. Va bene. Allora, lei è venuto abbastanza recentemente da noi, noi l'abbiamo richiamato, questo lo devo dire ai nostri ascoltatori, per due ragioni. Uno, perché oggi la questione, come abbiamo visto anche al TG3, scioperi, riforme, intercettazione, insomma di nuovo la giustizia al caldo. Io però sono rimasta incuriosita dalla lettura del suo libro. Il suo libro Armando Spataro, ne valeva la pena. Sono 30 anni di sua vita diciamo da giudice e anche quindi diciamo 30 anni molto importanti della storia d'Italia. Ci sono i casi maggiori, però diciamo i giudici magistrati tendono, come un po' tutti, insomma, di libri se ne scrivono molti. Quello che mi ha incuriosito del suo libro, ed è la ragione, appunto, noi non facciamo presentazione di libri, ma è uno spunto. Mi sembra che il suo libro contenga diciamo una onestà rara da trovare, specialmente devo dire con un po' di polemiche in magistratura, nel senso che lei non ci presenta delle tesi diciamo già preordinate, ma soprattutto presenta un paio di autocritiche molto significative. Partirò dalla prima, Giovanni Falcone. Certo. Su Giovanni Falcone lei è stato tra quelli che lo criticarono perché poi accettò di andare a lavorare con Martelli. Il premier allora era Andreotti, il capo del governo era Andreotti, Martelli era un socialista, lei con 25 altri giudici criticò questa scelta. Mi sembra, come dire, che la sindrome della purezza che voi magistrati avete nei confronti della politica era già presente anche allora. Guardi, questo libro scritto con l'anima ovviamente parla di molte persone care, anche di altre meno care, diciamo. Giovanni Falcone, c'è poco da dire, con lui ho percorso dei pezzi della mia storia professionale. Nella vita associativa abbiamo costituito insieme e insieme ad altri una delle tante vituperate correnti, il Movimento per la Giustizia. Passano gli anni e mi ha particolarmente colpito leggere in un libro di La Licata su Falcone, che Falcone rimase, giornalista della Stampa, che Giovanni rimase amareggiato per una lettera che io gli mandai nell'ambito di un rapporto che giudico ancora fecondo e molto ricco soprattutto per me, in cui cercai di illustrargli, perché non io ma molti magistrati come dire, avevano delle riserve, prima sulla scelta che egli fece di andare a lavorare al Ministero, direttore degli affari penali, e poi di diventare... e poi di proporsi come procuratore nazionale antimafia. Oggi lei si è pentito. L'autocritica sta in questo. Certamente noi avremmo preferito vedere Giovanni continuare a lavorare negli uffici di Palermo, alle indagini e al lavoro che aveva insegnato ad altri a fare. L'autocritica sta nel fatto che non ci rendemmo conto, come qualcuno fortunatamente disse, penso Vladimiro Zagrebelsky ed altri, che in effetti nessuno poteva essere pensato e immaginato come procuratore nazionale antimafia meglio di Giovanni Falcone. Però l'autocritica, io cito questo discorso su Falcone perché naturalmente l'episodio, le critiche, il modo come il paese visse Falcone è in qualche modo il momento che ha dato lo stampino, che ha formato, secondo me, in parte il rapporto tra magistratura e politica per gli anni a venire. In fondo, quando voi criticavate Falcone, che cosa gli dicevate? Gli dicevate che non si può lavorare con la politica, cioè andare a Roma, lavorare con Martelli, lavorare senza sporcarsi, tutto sommato, no? Che poi è il tema che voi avete, cioè quello che io chiamo la sindrome della purezza della magistratura italiana. Lei ha fatto un'autocritica, ma è questo il tema è ancora oggi questo. Chiunque collabora con qualunque cosa in politica, qualunque riforma, e questa è nel suo libro, è un venduto.
No, o è a rischio? mi permetterà di dirle, mi sembra un po' troppo schematizzante. Esagero, naturalmente. Sì, troppo schematico. Intanto vorrei ricordare che tra coloro che furono critici e che lo espressero formalmente il loro dissenso vi erano persone come Caponnetto, Borsellino, Caselli, quindi non come dire, una fascia sospettabile di scarsa attenzione ai doveri istituzionali, anzi. Diciamo che ci sono dei momenti, anche adesso per esempio, in cui se il principio cardine del nostro lavoro è l'indipendenza, però anche la competenza tecnica per le quali poi si è chiamati ad un lavoro nel Ministero, se questo è il nostro assetto, si rischia, come dire, di sacrificarlo di fronte alle logiche della politica. Cerco di essere un po' più chiaro. Ma quello che mi sta dicendo, sacrificarlo di fronte alle logiche della politica, se lei usa una frase del genere, dimostra la mia teoria, che c'è una sindrome della purezza. La sindrome della purezza, io per la verità la considero una virtù, devo essere chiaro, ma se il Ministero, ad esempio, chiede al magistrato che lavora presso il Ministero, non fu il caso di Falcone, vorrei essere chiaro, se chiede ad esempio oggi di giustificare tecnicamente, tanto per essere chiari, la modifica del sistema delle intercettazioni, il magistrato non può per la logica politica venir meno a quello che egli sa e deve diffondere in ordine alla irrinunciabilità di questo strumento. Allora, quella è una contraddizione. A me nessuno mi ha chiesto di andare al Ministero, ma se io fossi al Ministero oggi direi grazie signor Ministro, me ne andrei, ma non per una purezza astratta, perché riterrei incompatibile quel ruolo con le mie competenze e col mio essere magistrato. Lei naturalmente è abituato molto più di me a interrogare le persone, quindi forse ha capito dove io la sto spingendo con queste domande sulla purezza. Devo dire che come tutte le virtù, l'eccesso di virtù può essere un difetto, Lei lo sa questo? Vorrei vedere caso per caso. Dall'eccesso di virtù si può cadere, diciamo, nel moralismo. Allora, secondo me, il nodo politica e magistratura, se affrontato nel termine, diciamo, di un eccesso di vedere contaminazioni dappertutto, rende impossibili le riforme. Io sono su questo d'accordo, ma io parlo di realismo e di conformità dell'essere magistrati che collaborano con la politica a comunque ciò che è sotteso al giuramento da magistrato. Guardi, il Consiglio Superiore della Magistratura, anche quando io ne facevo parte, ha adottato delle risoluzioni in cui incoraggiano certo i magistrati ad accettare incarichi cosiddetti fuori ruolo, cioè quando si va a collaborare nei vari ministeri, eccetera, ma sottolinea che il magistrato, pur chiamato per le sue competenze a quei ruoli, non perde le sue caratteristiche di indipendenza e autonomia. Questo lo scrive il Consiglio Superiore, non il portatore di un moralismo astruso fino alla mancanza di realismo. Certo che la politica è mediazione, ma quando il magistrato viene chiamato ad un ruolo non perde le sue caratteristiche. Ecco perché dico, con il rispetto per chi ha opinioni diverse, che non è che sempre questo avvenga, ma può capitare che le scelte della politica impongano di dire vado da questa parte o proseguo lungo la strada che ho scelto al primo momento. Va bene. Naturalmente, come dicevamo, questo porta dritto dritto alla natura, secondo me, della discussione in atto, cioè ed è in atto da parecchio tempo, insomma, l'abbiamo visto datandola da Falcone. È possibile fare in qualche modo patti con la politica che non siano inquinanti. In termini più concreti, dentro la magistratura è possibile fare riforme della giustizia senza che questo stravolga la magistratura. Lei ha mai pensato che è possibile o non è possibile questo? Il discorso merita e impone di essere concreti. Allora, le spiego subito. Io, in linea di massima, ho anche qualche remora ad accettare l'idea della riforma condivisa. È un concetto molto diffuso. Ma va bene. Ma spiego, però, voglio anche spiegare. È chiaro che le riforme che hanno successo sono quelle che sono condivise da larghe maggioranze sul piano politico e accettate e con piacere dai cittadini. Io mi riferisco ad altro. Se l'aggettivo condiviso, invece, riguarda intese che devono essere stipulate, magari nel backstage, soltanto perché così si supera una fase di impasse politica, allora io non sono d'accordo. Faccio un esempio rapidissimo. Si parla di riforme del codice di procedura penale, ma lo sa quante ce ne sono state dall'89 ad oggi? 83 riforme del codice di procedura penale, 4 all'anno, ha spiegato un cassazionista e un giurista come Nappi. Ciò significa
che i giuristi, il mondo accademico non hanno avuto neppure il tempo di studiare, Sì. di elaborare le sue teorie. Allora parliamo di quali riforme? Serve il legittimo impedimento? Serve la riforma delle intercettazioni? No, serve altro, e lo hanno scritto persone come Grevi, giuristi di ogni estrazione. Serve innanzitutto organizzazione. Riforma, allora sì. sì, ovviamente la riforma condivisa, ma se questa comporta il sacrificio dei principi, io personalmente non apprezzo quella riforma condivisa. Io posso dirle, perché ognuno poi deve dichiarare i principi, anche noi con tutti li abbiamo, che se le riforme condivise significano accordo nel backstage, sono contraria anche io. E quindi siamo d'accordo. Quindi non stiamo parlando, no, io dico non sto parlando perché credo nessuno Certo. dovrebbe autorizzare mai l'idea che il concetto di riforma condivisa è un accordo tra politici, no? Quindi io continuo a insistere su questo perché dietro le riforme c'è un problema, ripeto, di